appuntamenti di domenica 8 febbraio. Alla Basilica dei Santi Gervasi e Protásio di Rapallo si può visitare la mostra itinerante Art Up dedicata a Sammy Basso. È l'ultimo giorno, è aperta dalle 9 alle 12 e dalle 15:30 alle 19. Un giorno al Centro Discipline Marziali, una manifestazione a scopo benefico, aperta a tutti i praticanti di arti marziali dalle 9 alle 12 nella palestra Marchesani in Viale Millo a Chiavari. Nella sala polivalente di Riva Trigoso a Sesti Levante c'è la mostra dizionario dell'Olocausto, visitabile dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17:30. A Santa Margherita Ligure si celebra la giornata del ricordo. Alle 10:30 ai giardini alle vittime delle foibe in via Gramsci. Al Teatro Auditorium delle Clarisse di Rapallo c'è lo spettacolo English and America Songs con Elena Belfiore e Massimo De Stefano, inizio alle 12. Il comune di Nela, Proloco, Valgraveglio organizzano una festa di carnevale nell'area verde Sandro Pertini, inizia alle 14:30. Il servizio diocesano di pastorale familiare della diocesi di Chiavari organizza l'incontro Forte come la morte e l'amore dalle 15 all'Opera Madonnina del Grappa di Sesti Levante. Al Teatro Comunale di Cicagna c'è la commedia dialettale Mastrussi per Maion Mascettu del Circolo Folcloristico Culturale Mario Cappello, inizio alle 16. Al Teatro Evo Chiesa di Genova c'è lo spettacolo La Cosmicomica Vita di Q, interpretato anche dall'attore Luca Marinelli, l'inizio alle 16. Al Teatro Govi di Genova lo spettacolo tributo a Fabrizio De André Le parole di Faber alle 16:30 e alle 20:30. Alla chiesa di San Francesco a Recco c'è il concerto per la Candelora con musiche di Bach e Mozart, inizio alle 17. All'Auditorium di Largo Pesegna Chiavari lo spettacolo per bambini Gino Pesciolino con i burattini di Mauro Pagan fa parte della rassegna Lunaria Teatro, inizio alle 17. Il comune di Sesti Levante propone la cena solidale La luce di un gesto alle 20 al ristorante La Sciamata dei Vinaceri Ballerini, prenotazioni al 333 24 65 274.